Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. La dottoressa aggredita all'ospedale di Biancavilla, parla il primario di pediatria. Siamo diventati bersagli, bisogna rafforzare la sicurezza. Palermo, ospedale Villa Sofia nell'occhio del ciclone per disservizi e morti sospette. Dopo le dimissioni del direttore sanitario spunta una relazione del direttore generale della pianificazione sanitaria su responsabilità gestionali. Domenica segnata da un'ondata di maltempo diffuso in tutta la Sicilia. Sull'Etna, dove la stagione sciistica è da poco iniziata, c'è già carenza di neve. Agrigento, capitale della cultura 2025, il passaggio di testimone a Pesaro. Il sindaco della città dei Templi, sarà coinvolto l'intero territorio provinciale. Il calcio, primo impegno del 2025 per il Palermo in campo al Barbera contro il Modena. Dionisi chiede 3 punti per rilanciarsi in classifica. La Serie C, il Catania al Massimino riceve la Juventus Next Gen, il tecnico toscano chiede continuità. Il Messina respira e batte 1-0 il Taranto. Trapani fra poco in campo al Provinciale contro il Crotone. Ancora ben trovati. Dopo l'ultima aggressione ai danni di una pediatra dell'ospedale di Biancavilla, culminata con l'arresto di una donna, interviene il direttore del reparto appunto di pediatria Dino Pennisi, che chiede maggiori tutele per il personale sanitario in servizio. Sentiamo Emanuela Corsi. Quali sono le condizioni della dottoressa? Devo dire con ottimismo che le condizioni fisiche vanno bene, chiaramente c'è ancora un grande coinvolgimento emotivo che non passerà da subito. Ai contorni di una spedizione punitiva, l'ultima aggressione avvenuta in un ospedale ai danni di un medico. L'ultimo episodio è accaduto a Biancavilla, dove una giovane madre di 25 anni ha aggredito e picchiato una dottoressa del reparto di pediatria. Prima la donna, visibilmente alterata, ha cercato la pediatra in reparto. Non trovandola, si è recata al pronto soccorso dove si è consumata l'aggressione. Alla base del gesto ci sarebbe un rancore legato alle condizioni sociali e familiari della donna, che è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri per effetto della nuova legge. Attonito il primario del reparto per questo episodio di violenza. A memoria mia questa è la prima volta, ecco perché rimango basito da un'esperienza del genere, è la prima volta che mi accade di assistere o di essere testimonial di un evento del genere. Come si spiega questa escalation di aggressioni al personale medico anche in reparti tranquilli come finora è stata pediatria? I camici bianchi sono diventati oggetto di attenzione. In maniera maldestra, in maniera inaccettabile, in maniera condannabile sotto ogni profilo, da parte di chiunque voglia sfogare le proprie rabbie, i propri rancori, le proprie insoddisfazioni. E il camice bianco è diventato un emblema di questa voglia di scaricare le proprie ansie e tensioni. Servono più tutele, ci dice il primario, che non ritiene le bodycam un deterrente sufficiente, come proposto invece dall'Ordine dei Medici. Io ritengo che ancor più utile sia un completamento di tutti gli organici, un aumento delle tutele dei luoghi di lavoro. Io preferirei più aumentare la capacità di mettere dei vigilantes o dei posti di polizia nei pronto soccorso, soprattutto quelli più caldi. Spostiamo a Palermo, è un clima avvelenato quello dell'ospedale Villa Sofia, che è nell'occhio del ciclone per disservizi ma anche appunto per le morti sospette. Adesso emerge una relazione riservata del dirigente generale della pianificazione sanitaria, nella quale si additano responsabilità gestionali, e domani il manager dell'ospedale è stato convocato dal presidente della regione. Sentiamo Manlio Viola. Concorrenti responsabilità gestionali fanno sì che il personale assegnato al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia sia insufficiente e gli spazi dell'area di emergenza inadeguati. 2 giorni dopo le dimissioni del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello e 24 ore prima della convocazione del direttore generale e il manager della stessa azienda, che domani dovrà presentarsi a Schifani, emergono i dettagli di una relazione del dirigente generale della pianificazione strategica in sanità sulla situazione dell'ospedale
dell'ospedale. Salvatore Iacolino si è recato a Villa Sofia a Capodanno e la sua prima attività del 2025 è stata proprio quella relazione riservata al presidente della regione, nella quale parla di gravi situazioni deficitarie, in particolare a ortopedia e medicina, con 50 pazienti in barella nell'area del pronto soccorso e 15 con fratture in attesa di intervento. Qualche giorno dopo arriverà la denuncia dei familiari di uno di quei 15 pazienti morto in ospedale dopo 17 giorni di attesa. Una relazione dunque che non accusa i medici ma la gestione dell'ospedale. Intanto gli stessi medici ospedalieri sono in rivolta e chiedono bodycam contro le aggressioni, denunciando un clima di continua intimidazione. I primari invece difendono il direttore sanitario dimissionario dopo l'incontro con Schifani. Intanto i sindacati denunciano ulteriore caos gestionale anche all'ufficio ticket, dove sarebbe stata spostata una unità di personale inopinatamente nel momento della maggiore pressione, e chiedono un cambio di passo nel processo di riorganizzazione aziendale. In questo clima avvelenato si attende il vertice di domani da Schifani. A Caltanissetta dura condanna dell'opposizione nei confronti del direttore generale dell'ASP, che ha deciso di comunicare soltanto con il sindaco. Alla sesta commissione sanità è vietato anche fare ispezioni in ospedale e conferire con i primari. Rita Cinardi. E scontro sulla sanità a Caltanissetta tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito dell'ultima infuocata seduta del Consiglio Comunale, la lettera che il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta ha fatto pervenire alla sesta commissione sanità, nella quale riferiva che il suo unico interlocutore è il sindaco, cosa che ha mandato su tutte le furie l'opposizione, da sempre abituata a confrontarsi con i manager precedenti o con primari o dirigenti medici. Il direttore generale dell'ASP, Salvatore Lucio Ficarra, avrebbe infatti inviato una circolare anche ai primari dei vari reparti, riferendo che nessuno potrà comunicare con l'esterno senza la propria autorizzazione. E così per la sesta commissione sarà impossibile confrontarsi direttamente su temi prioritari come le lunghe liste d'attesa, la carenza di personale e le criticità di alcuni reparti dell'ospedale Sant'Elia. Vietate alla sesta commissione consiliare anche le ispezioni in ospedale. Secondo me è un fatto molto grave, proprio perché è una mancanza di rispetto, anche se la legge lo consente e dice appunto che l'interlocutore della direzione dell'ASP deve essere il sindaco, però sotto il profilo etico e sotto il profilo anche di un rispetto nei confronti della città, nei confronti dei cittadini che hanno votato i loro rappresentanti, credo appunto che sia una mancanza di forma molto importante. A prendere le difese del direttore generale dell'ASP di Caltanissetta è il presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti, secondo il quale il manager si starebbe appellando a quanto consentito per legge. Ho semplicemente voluto ribadire che il direttore generale dell'ASP ha facoltà di non interloquire con il Consiglio Comunale, perché il referente per la sanità della nostra città è il sindaco Walter Tesauro. Quindi ho semplicemente ribadito in Consiglio Comunale che c'è una norma che prevede il comportamento del direttore generale. A fine seduta la maggioranza di centrodestra ha bocciato l'emendamento dell'opposizione con cui si chiedeva di impegnare il sindaco Walter Tesauro a sollecitare il riconoscimento delle istanze formulate dai sindacati in tema di stabilizzazione dei precari e proroga dei contratti. Aveva dichiarato il furto di 2 pistole, invece le teneva nascoste in casa. Un 66enne è stato arrestato a Paternò, nel Catanese, circa un anno fa. Aveva avviato la procedura per chiedere il rinnovo del suo porto d'armi, ma i carabinieri non avevano potuto ritirare le 2 pistole a lui intestate, una Cougar 800, una Glock modello 19, entrambe calibro 9x21, con il relativo munizionamento, perché proprio in quei giorni il pensionato aveva sporto denuncia dichiarando di avere subito il furto delle armi e delle cartucce. I militari non si sono fidati e all'alba hanno fatto irruzione nella casa, dove in una colonna in ceramica della cucina c'era la prima pistola. Poi al secondo piano, in un frigorifero, hanno scovato l'altra e 50 cartucce. In quello stesso piano, nel forno, l'uomo aveva nascosto 14 munizioni. A Catania il pericolo viene dall'alto. Lampioni fatiscenti e blocchi lavici mettono a repentaglio l'incolumità dei passanti. Ieri un operaio palermitano ferito per il cedimento di un palo della luce. Tonino De Mana.
È bastato appoggiare una scala metallica al palo della luce per farlo cadere, altri sono caduti o sono stati rimossi per precauzione, altri ancora rischiano di crollare perché ormai arrugginiti. Il pericolo arriva dall'alto a Catania e ne sa qualcosa un operaio di 44 anni palermitano che stava lavorando sul viale Vittorio Veneto alla rimozione di alcune luminarie di Natale. L'incidente sul lavoro è avvenuto all'altezza di via Gabriele D'Annunzio con l'operaio che ha riportato ferite al volto, agli arti superiori e al bacino, rendendo necessario il ricovero al policlinico. Non è il primo palo della luce che collassa, segno evidente che qualcosa non torna alla voce prevenzione. In via Vincenzo Giuffrida mancano all'appello invece alcuni lampioni che sono stati rimossi oltre un mese fa. A tal proposito una telespettatrice chiede il ripristino dell'illuminazione in un tratto pericoloso e in prossimità di un attraversamento pedonale. Da un pericolo all'altro, sul viale Ulisse, sono in bella mostra enormi blocchi che si sono staccati da una parete lavica. A parte le transenne, nessuno è intervenuto ad eliminare il pericolo che esiste anche sul marciapiede opposto. Da Palazzo degli Elefanti fanno sapere che si tratta di terreni privati, da qui le lungaggini burocratiche che naturalmente allungano i tempi di intervento, mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, ci occupiamo del tempo. Seconda parte di Sicilia 24, una ondata di maltempo diffuso colpisce tutta la Sicilia, meno intenso però di come annunciata dalla Protezione Civile. Sentiamo. Si è aperta con un'allerta gialla in tutta la Sicilia la prima domenica del post-festività con un avviso diramato dalla Protezione Civile regionale che annunciava precipitazioni accompagnate da forti raffiche di vento per tutta la giornata. In modo meno acuto di quanto anticipato, maltempo diffuso sull'isola a macchia di leopardo con precipitazioni più o meno intense che si alternano sia sul fronte orientale che su quello occidentale. L'arrivo di qualche giorno di pioggia in realtà era atteso per fronteggiare la carenza idrica e le falde a secco, ma pare che non basti, sia perché la Sicilia è all'asciutto da troppo tempo e quindi non è possibile colmare l'assenza di acqua con pochi millimetri di pioggia, ma anche perché sul fronte della siccità non arriva a penetrare a fondo sul terreno, restando in superficie. Sull'Etna, dove si è aperta un'entusiasmante stagione sciistica lo scorso 29 dicembre, la neve al momento è quasi un ricordo. Abbiamo pochissima neve sulle piste. Ieri abbiamo chiuso 2 ski lift nelle zone alte perché in determinati punti cruciali delle piste sono uscite fuori pietre, parecchie chiazze di terra. E oggi con la pioggia che c'è stata fino a pochi minuti fa la pista della seggiovia l'abbiamo chiusa perché anche in questa pista tante zone si sono aperte. Per ragioni di sicurezza dunque si è proceduto con la chiusura di alcuni impianti che verranno riaperti appena la situazione meteo lo consentirà e come sull'Etna anche a Catania la pioggia si è presentata a intermittenza senza creare particolarmente allarme, così come a Palermo, Siracusa e Ragusa. Forte vento a Trapani e ampi rovesci a Messina. Le temperature secondo gli esperti di 3B Meteo subiranno, ma solo per alcuni giorni, una svolta di stampo prettamente invernale per un vortice di bassa pressione tra il basso Tirreno e il canale di Sicilia e il concomitante arrivo di correnti più fredde dall'Europa nord-orientale. E mentre incredibilmente piove all'interno del Teatro Pirandello di Agrigento, lo stesso che sabato prossimo dovrà ospitare il presidente Mattarella nell'ambito ovviamente dell'inaugurazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, ieri il passaggio del testimone da Pesaro. Un cammino da proseguire quello di Agrigento come capitale italiana della cultura 2025 che raccoglie il testimone della città di Pesaro. La cerimonia ufficiale all'Auditorium Scavolini di Pesaro, dove il sindaco di Agrigento Francesco Micichè ne ha sottolineato l'importanza. Pesaro ha concluso il suo anno, il 2024, come capitale italiana della cultura e mi ha dato oggi un testimone importante per Agrigento Capitale della Cultura del 2025. Cercheremo di emulare, di imitare quello che hanno fatto a Pesaro, sono stati bravissimi, il testimone è passato ora ad Agrigento, quindi da oggi Agrigento ufficialmente è capitale italiana della cultura del 2025. Il 18 di gennaio noi ospiteremo il presidente Sergio Mattarella per l'inaugurazione ufficiale di questa meravigliosa avventura e che dire, viva Pesaro e viva Agrigento!
Tra le iniziative previste il coinvolgimento dell'intero territorio provinciale seguendo il modello del progetto 50x50 di Pesaro, che ha visto la partecipazione attiva di tutti i comuni, un impegno che punta a unire cultura, tradizione e sviluppo. Ci fermiamo, un'altra pausa, poi il calcio.